credo che questo sia un elemento molto negativo, perché mette in pericolo non soltanto la salute dei più fragili, ma soprattutto dà un brutto messaggio, e cioè il fatto di equiparare chi tra i medici ha rispettato l'obbligo di vaccinarsi e chi invece non l'ha fatto. Penso che questo sia un messaggio molto, molto negativo che diamo. Dopodiché ho visto una marcia indietro sul tema invece mascherine, che ho giudicato positiva, perché le mascherine soprattutto negli ospedali e nelle RSA dovrebbero essere mantenute sempre, perché comunque voglio dire è un luogo di grande esposizione, e quindi è bene che i medici ma anche i pazienti siano protetti. Io credo che questo anticipare sia un azzardo perché innanzitutto noi non abbiamo vissuto ancora l'autunno, ci avviciniamo all'inverno, potrebbero esserci dei ceppi cattivi del virus che potrebbero farsi avanti.